Le fiamme sono divampate a mezzanotte e 18 al Lido di Venezia, esattamente 7 minuti prima della partenza dell'autobus per Pellestrina. 7 minuti di anticipo provvidenziale che hanno probabilmente evitato quello che poteva essere un vero disastro. Un autobus a CTV della linea N completamente avvolto e divorato dalle fiamme. L'incendio che si è generato questa notte su un autobus Citaro Mercedes in servizio in linea N al Lido di Venezia è probabilmente stato causato da un cortocircuito. Il mezzo sarà portato oggi stesso in una delle officine specializzate della terraferma per una diagnostica puntuale. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, domando le fiamme, che hanno bruciato anche la vicina pensilina, ma per fortuna non hanno intaccato l'edicola. Nessuno era a bordo in quanto l'autista, prima di salire al suo posto di guida, era in attesa dell'arrivo in coincidenza del vaporetto, a causare l'incendio un probabile cortocircuito. Il principio di incendio si sia generato da parti elettriche. Ad ogni modo il mezzo è nuovo, appunto, è uno dei Mercedes presentati tra fine 2018 e metà 2019. Stamattina sul posto anche il sindaco Luigi Brugnaro e l'amministratore delegato del gruppo AVM a CTV Giovanni Seno. L'autobus è completamente distrutto, ma i pompieri sono dei piccoli grandi eroi per aver evitato il disastro grazie al loro intervento così tempestivo.